Per l'agricoltura veneta è in arrivo una rivoluzione totale, il cui motore sarà il nuovo programma di sviluppo rurale. Uno strumento rinnovato nei contenuti e semplificato nella forma, che metterà a disposizione per i prossimi 7 anni risorse per oltre 1 miliardo di euro per finanziare interventi sui territori non urbanizzati. Il PSR Veneto in particolare sarà finanziato per il 43% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il 40% dallo Stato italiano e per il 17% dalla Regione del Veneto. Portiamo le misure da 140, che era il numero precedente, a 35, quindi una grande semplificazione in termini di misure. La seconda novità è sicuramente il flusso finanziario, perché la maggior parte delle risorse andranno per investimenti direttamente alle aziende agricole, quindi puntiamo soprattutto sulle aziende agricole perché sono soldi delle aziende agricole. Quindi la terza novità ovviamente i beneficiari, che saranno le aziende agricole, appunto, i giovani, anche i meno giovani, però sono tutti finanziamenti di investimento aziendale che renderanno competitivo il territorio. Una grande sburocratizzazione, così come avevamo promesso, l'avevamo detto e sarà esattamente così. Il testo base del nuovo PSR è stato presentato nei giorni scorsi ai rappresentanti del tavolo regionale di partenariato, composto da un'ottantina di componenti portatori di interesse a diverso titolo coinvolti nella nuova programmazione. Un'occasione per illustrare le linee guida della nuova programmazione dettate dalla Strategia Comunitaria 2020 e dalle scelte della Giunta regionale. Ci sarà una particolare attenzione all'innovazione, alla competitività, agli aspetti ambientali e all'inclusività sociale. Ovviamente il centro è e rimane, dovrà essere l'impresa agricola. E abbiamo visto che i giovani, tra l'altro le aziende condotte da giovani, sono di dimensione maggiore, più strutturate e specializzate. Allora, rispetto alla precedente programmazione abbiamo un sostegno più esplicito alla creazione di giovani imprese con pacchetti anche finanziari più consistenti, l'attivazione per il sostegno agli investimenti delle aziende agricole anche di strumenti di intervento in conto interessi, non solo in conto capitale. Abbiamo all'interno di questo tipo di sostegno una particolare attenzione poi alle misure finalizzate alla formazione permanente degli operatori e al sostegno di gruppi che mirano all'innovazione, al trasferimento dell'innovazione dai centri di ricerca alle imprese agricole. Il testo di base del PSR, rispetto al quale saranno possibili ulteriori aggiustamenti, verrà sottoposto alla Giunta regionale per poi passare all'esame del Consiglio e prendere quindi a giugno la via di Bruxelles, dove la Commissione europea avrà 6 mesi di tempo per le sue osservazioni. Tutti i materiali di preparazione al nuovo programma nel frattempo sono disponibili nel portale integrato dell'agricoltura veneta www.piave.veneto.it.